Una storia di stalking, quella avvenuta ad Agrigento. Una commerciante titolare di un negozio in via Atenea, il suo ex appena uscito di galera si è recato nel locale sfasciando tutto. Immediatamente viene arrestato dalle forze dell'ordine e riportato in carcere. Solidarietà da parte di tutti verso la donna. Il questore di Agrigento interviene su quanto accaduto a Lampedusa, lamentele per chi fugge dall'hotspot. Poca considerazione per la quantità di droga ritrovata nell'isola dopo i recenti sequestri di grossi quantitativi di cocaina. Un video dei carabinieri raccomanda agli anziani di stare attenti alle telefonate truffa da parte di chi chiede soldi, spacciandosi per agenti delle forze dell'ordine. Appello dell'onorevole Pisano sul futuro aeroporto di Agrigento, un invito a tutti per collaborare e riuscire nell'iniziativa. Si è concluso il premio Dina Russello a Realmonte, a Porto Empedocle, iniziative sui migranti. Successo per la manifestazione Canora a Porto Empedocle, organizzata dalla cantante lirica Giulia Letto. Benvenuti con l'edizione odierna di TV Notizia. Apriamo oggi il nostro telegiornale con l'ennesima storia di stalking, come tante altre. Quella successa a Simone Vella, titolare di un locale ad Agrigento, non è stata in silenzio e ha denunciato l'accaduto sul proprio profilo social. Infatti il suo stalker, appena libero, ha avuto come primo pensiero quello di recarsi nel locale di Simone e distruggere gli arredi. La procura ha chiesto e ottenuto a tempo record la misura restrittiva. Ampia la solidarietà verso Simona da parte di tutti. Stasera un drink presso il suo locale in via Atenea per non farla sentire sola. Il servizio di Margherita Trupiano. Una storia di stalking come mille altre, consumate però nel silenzio e spesso con epiloghi disastrosi. Ma Simona Vella, titolare di un locale di via Atenea, non è stata zitta, ha richiamato l'attenzione di tutti. Il mio stalker è tornato libero, ha scritto sui social. Devo aspettare che mi uccida? E il suo stalker, appena libero, ha avuto un unico primo pensiero: recarsi nel locale di Simona e distruggere gli arredi che si trovavano al di fuori dello stesso, poi cercare l'auto della donna e danneggiarla. E ieri pomeriggio Salvatore Russotto, 28 anni, di Mussomelima, che risiede ad Agrigento, è stato individuato e bloccato dai poliziotti della sezione volanti. L'uomo non è stato arrestato perché non trovato in flagranza di reato, ma adesso dovrà rispondere, oltre che di stalking, di danneggiamento aggravato e violazione del divieto di avvicinarsi alla persona offesa. La preoccupazione della donna è concreta. Dopo 3 anni di carcere preventivo, dice, il mio stalker è stato assolto per incapacità di intendere e di volere, quindi è libero di continuare a fare quello che faceva prima, tempestarmi, cioè di chiamate, messaggi e minacce. Lui oramai è in carcere, ha continuato, non potrà più andare, è incapace di intendere e volere. Tranne se mi uccidesse, dice. Ovviamente lì ci sarebbe un reato diverso, quindi sarebbe processabile. L'imprenditrice è anche una volontaria della Caritas e ha subito ricevuto un mare di solidarietà e sostegno, a partire dalle forze di polizia e dal questore Ricifari, la stessa Caritas, e questa sera tanti agrigentini si ritroveranno nel suo locale per un aperitivo di solidarietà che avrà lo scopo di mostrare a Simona Vella la vicinanza degli amici e della gente comune colpiti da questa vicenda. L'idea è stata anche accolta dal Consiglio Comunale, che al termine della prevista odierna seduta si recherà nel locale della donna per aderire all'aperitivo solidale. Un'intervista al questore Emanuele Ricifari di Agrigento sulla situazione a Lampedusa. Da un lato le lamentele per i 14 minorenni tunisini che si sono allontanati dall'hotspot danneggiando auto e tentando furti e fatti rientrare immediatamente, dall'altro il mancato allarmismo per il fenomeno dell'elevata presenza di sostanze stupefacenti sull'isola. 14 minorenni tunisini si allontanano dall'hotspot, danneggiano auto e tentano furti, anche se nel giro di poche decine di metri, in meno di 5 minuti, sono stati rintracciati e fatti rientrare all'interno della struttura grazie ai poliziotti della questura di Agrigento.
Alcuni lampedusani si sono allarmati, allarmismo che però è mancato per il fenomeno dell'elevata presenza di sostanze stupefacenti sull'isola di Lampedusa. Quest'ora, qual è la situazione a Lampedusa alla luce anche di questi ritrovamenti di droga, ingenti quantità destinati ovviamente al nostro mercato? La situazione è apparentemente tranquilla, è un'estate che va bene, meno che per qualche commentatore improvvido che si accorge di 4 tunisini che sicuramente danno fastidio e sono un problema e li abbiamo ripresi in 2 occasioni, si sono allontanati dal campo che, ricordo, non è un campo di detenzione ma è solo di trattenimento temporaneo e dal quale ci si può allontanare. Si erano allontanati, avevano destato qualche allarme nella popolazione, li abbiamo rintracciati e riportati dentro. In un'occasione qualcuno di questi si era comportato male, è stato anche arrestato perché aveva aperto un furgone e aveva cercato di portare via le cose. Quindi questo è tutto. Mi preoccuperei, al posto di molti commentatori rappresentativi o meno della popolazione o singoli cittadini, appunto delle tonnellate di cocaina sequestrate al largo di Lampedusa e destinate a Porto Empedocle per poi essere distribuite su tutto il territorio nazionale, e mi preoccuperei per la seconda operazione, per cui faccio i complimenti all'Arma dei Carabinieri, a Zefiro, con la quale hanno arrestato 11 lampedusani per traffico e spaccio di stupefacenti. Dico la seconda perché pochi mesi fa altri 11 per la stessa ragione. Ora vede, io capisco i timori e l'esasperazione di persone che hanno 1000 motivi per lamentarsi, però concentrare questi motivi sul fenomeno immigratorio proprio quando è vero che quest'anno c'è stato praticamente un triplicarsi e forse anche più alto il numero dei approdi nel nostro mare e quindi le condizioni a Lampedusa, è anche vero che mai come quest'anno è stato ordinato e veloce la liberazione del centro dell'hotspot. L'hotspot è gestito perfettamente in pulizia e in dignità umana dalla Croce Rossa. Gli anni scorsi questo non succedeva, ma non ho sentito nessun lampedusano scandalizzarsi, come mi sono scandalizzato io quando sono arrivato a marzo per la prima volta all'hotspot. Ora bisogna che tutti quanti facciamo un attimo un passo indietro, cerchiamo di ragionare con la testa e non con la pancia, e soprattutto chi ha o vuole avere funzioni rappresentative e si propone come rappresentante della popolazione attuale, passato o futuro, si regoli sulle dichiarazioni che fa ed eviti di eccitare gli animi che non hanno bisogno di essere eccitati. Avete fatto anche delle operazioni di controllo del territorio, B&B, alberghi, ecco, qual è la situazione? Ne abbiamo fatte sia per quanto riguarda il controllo e l'utilizzo delle auto e dei noleggi, e ne abbiamo fatte per quanto ne stiamo facendo. Abbiamo avviato proprio ieri una campagna di controllo in tutta la provincia, e anche il dato che sorprende è che a Lampedusa su 16 controlli 16 irregolarità, 16 B&B non registrati, del tutto al di fuori della legge, del tutto al di fuori dei versamenti all'erario, del tutto non autorizzati, del tutto fuori controllo dal punto di vista sanitario, praticamente delle truffe ai turisti. Truffe agli anziani, e questo è il video dei carabinieri, diretto in particolare alle persone anziane, di stare attenti alle truffe per telefono con richiesta di soldi che arrivano proprio da persone che si spacciano per rappresentanti delle forze dell'ordine. In questo caso raccomandano i carabinieri chiamare immediatamente il 112 per verificarne la provenienza. Pronto? Con chi parlo? Salve signora, sono un maresciallo dei carabinieri. Buonasera, maresciallo. La volevo avvisare che suo figlio ha causato un incidente grave e ci saranno conseguenze giuridiche nei suoi confronti. Cosa? Ma quando è successo? Poco fa. Oddio.
Mi dispiace signora, dovrà andare in carcere se non paga una cauzione di 3.000 euro. Sì? Sì. Ma scusi, ma io tutti questi soldi in casa non ce l'ho, ma cosa ha fatto il mio figliolo? Un danno da migliaia di euro. Dobbiamo metterlo in carcere. No, per carità, fermatelo lì. No, in carcere no, Vanno trovati entro domattina. Se non le trova, anche loro va bene. Entro domattina? Sì. Mi richiami fra mezz'ora che io guardo se posso rintracciare mio marito. Va bene. Ma guarda, lavoro. Arrivederci. Arrivederci. Grazie. Pronto, con chi parlo? Salve, sono l'avvocato di suo figlio. Oddio, buonasera avvocato. Ha già parlato con il maresciallo? Sì, mi ha telefonato il maresciallo. Ha già spiegato la situazione? Sì. Servono subito 3.000 euro. Sì, guardi, se viene io sono pronta, ho già soldi in mano. Arrivo subito a casa sua. Sì, va bene, l'aspetto. Arrivederci. Arrivederci. Se ricevete telefonate da persone che si dichiarano appartenenti alle forze dell'ordine o se degli sconosciuti si presentano a casa vostra bussando alla porta e mostrando un tesserino dicendo di essere carabinieri, poliziotti o operatori di altri enti, e a voi sorge il dubbio o non siete sicuri di chi avete davanti, non esitate, chiamate il 112. Il personale delle forze dell'ordine che si presenta a casa vostra è sempre in uniforme e con l'automobile con i colori e le scritte istituzionali. Nessuna forza di polizia, avvocato o giudice vi contatterà per telefono chiedendovi somme di denaro per togliere dai guai un vostro familiare o un amico. Quando nasce il dubbio su un numero di telefono che vi ha contattato o su una persona che vi ha avvicinato per strada o si è presentata a casa vostra, non esitate, chiamate il 112. Ascolta, la situazione, i soldi li abbiamo presi e queste persone ci chiedono questi soldi. Mi sembra strano per telefono di decidere una cosa così, no? Mi metti una citazione dentro, ma che dici? Chiamiamo 112 e vediamo se sono loro. Pronto? Buongiorno, vorrei parlare con i carabinieri. Nel dubbio, non esitate. Chiamate il 112. Un appello ai parlamentari agrigentini, alle istituzioni tutte, nel collaborare uniti per la realizzazione del futuro aeroporto di Agrigento arriva dall'onorevole Calogero Pisano con questo video realizzato nella giornata di ieri presso l'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo. Buonasera cari agrigentini, mi trovo all'aeroporto di Palermo davanti al gate per Roma e ho assistito veramente a un'invasione di turisti davanti ai gate per tutte le destinazioni del mondo e mi è venuta voglia di fare un video naturalmente per dimostrare anche la rabbia. Perché Agrigento deve avere lo scalo aeroportuale? Voi sapete che abbiamo iniziato un percorso che è stato quello della presentazione della società Aeroporto Valle dei Templi, dove già hanno aderito tanti imprenditori e anche tante amministrazioni comunali. Non dobbiamo mollare, questo è un periodo importante, un periodo storico per la nostra provincia. Noi siamo in prospettiva per Agrigento Capitale della Cultura 2025, ci troviamo veramente in rampa di lancio. La Sicilia sta esplodendo dal mondo del turismo e noi non possiamo farci scappare questa grande opportunità. Io mi trovo, come vi dicevo, qua all'aeroporto, vi faccio vedere quante centinaia e centinaia di turisti si trovano dietro di me. Guardate queste immagini. Allora cosa dico? Rivolgo un appello a tutta la classe politica, ai miei colleghi nazionali e regionali affinché aiutateci a fare questa grande infrastruttura. Uniamoci perché è una vittoria della provincia, non è una vittoria solo di una parte politica o dell'altra parte politica, ma è una vittoria di tutta la provincia e questo territorio, il nostro territorio, ce ne sarà grati a vita. Quindi mi raccomando, il mio è un appello per dire veramente che ce la possiamo fare, veramente, quindi uniamoci e portiamo a termine questo grande obiettivo. Una lettera aperta viene fatta dalla scrittrice e docente Adriana Iacono
prontamente recepita dalle associazioni agrigentine Plastic Free e WWF, sulle condizioni degli animali all'interno del circo. La prigionia, l'addestramento e l'esibizione in spettacoli non sono una libera scelta dell'animale, ma una costruzione, una violenza su cui derivano sofferenze. Ieri un sit-in è stato svolto presso la zona del villaggio Mosè, dove attualmente sosta un noto circo famoso per essere chiamato il circo della TV. Arianna Iacono, oggi una giornata di protesta per il circo. Quali sono le ragioni, diciamo, di questa manifestazione che state facendo e che nei giorni state organizzando? Organizzerete un sit-in? Insomma, perché siete qua oggi di domenica? Sì, siamo qua perché non siamo contro il circo, siamo contro l'uso degli animali nel circo. Ormai l'uso degli animali nel circo è una cosa in controtendenza, perché tutti in tutto il mondo, in Italia anche, si stanno adeguando i circhi a utilizzare gli esseri umani, le abilità e i talenti degli esseri umani, e lasciare gli animali nel loro habitat dove gli compete, quindi non portarli nel circo. A mio avviso, io parlo da insegnante, è uno spettacolo molto triste. Sin da bambino mi ha fatto tristezza vedere gli animali nel circo, così come negli zoo, perché penso che sia una forzatura, qualcosa che è contro natura e soprattutto che fa soffrire gli animali. Per quanto bene possano essere trattati, sono comunque in un contesto che non è il loro e sono comunque in una situazione che non è assolutamente nella natura, diciamo, come dovrebbe di fatto. Considerando anche il caldo che c'è, insomma. Considerando il caldo, noi adesso siamo qui sotto il sole in questa intervista, stiamo già soffrendo, pure se sono passati solo pochi minuti, quindi immaginiamo anche le condizioni degli animali, insomma. Ripeto, non è un attacco specifico a nessun circo in particolare, è una protesta contro l'uso degli animali nei circhi, che è una cosa tra l'altro che è prevista anche dalla legge, nel senso che scoraggia proprio questa cosa che è ormai obsoleta e antiquata. Avete in mente di fare qualche altra iniziativa? Stiamo organizzando un sit-in pacifico di protesta, anche di sensibilizzazione, sì, per mettere a conoscenza le persone che è possibile, anche se è possibile anche circhi senza animali, senza l'utilizzo degli animali. Qualcosa in merito? Noi ovviamente ci associamo alle nobili parole della professoressa Iacono, perché comunque la salute degli animali, dalla salute degli animali dipende la salute di tutto l'ambiente della terra, e quindi noi appunto teniamo all'ambiente prima di tutto, e poi è anche un esempio sbagliato secondo me per le nuove generazioni che appunto si abituano a questi trattamenti che non sono assolutamente appunto in tendenza ormai, non sono normali. Proclamati stamani a Villa Genoardi ad Agrigento i primi 6 laureati del corso triennale in architettura e progetto nel costruito, presente Renata Prescia, coordinatrice del corso di laurea. Ecco, parliamo di questo anno che si conclude con l'assegnazione delle lauree. Sì, oggi proclamiamo i ragazzi del corso di laurea in architettura e progetto nel costruito, che finisce il suo primo triennio, e è proprio alla prima sessione utile a luglio 6 ragazzi si laureano architetti junior, e quindi per noi una giornata di festa, di gioia, perché consegniamo 6 nuovi giovani al mondo del lavoro, o se vorranno a proseguire gli studi con la biennale conclusiva specialistica. Siamo contenti perché appunto dei giovani di questa terra vengono un po' da tutte le provenienze della provincia di Agrigento, e speriamo che appunto possano dare il loro contributo importante. Siamo contenti di questo momento per i ragazzi che hanno finalmente conseguito questo primo step, e quindi speriamo di farli continuare in questa terra che comunque ha bisogno di questi giovani ragazzi. Per studenti e genitori che oggi vedono il raggiungimento di un percorso che è iniziato 3 anni fa e che finalmente oggi li vede proclamati dottori in architettura e progetto nel costruito. Tanti auguri a questi nuovi laureati e speriamo che possano essere di grande aiuto per questo territorio che ne ha veramente bisogno.
Un'estate magica, questa è l'iniziativa organizzata a Porto Empedocle dal tema Bentornato emigrato. Sentiamo gli organizzatori, Rino Ciofalo, direttore artistico, e Nuccia Grassonelli, presidente dell'associazione Madame Gra. Rino Ciofalo è il direttore artistico di questa iniziativa Bentornato Emigrante a Porto Empedocle dal 26 di luglio al 13 d'agosto. Intanto di cosa si tratta? Bentornato Emigrato è un'iniziativa speciale dedicata a coloro che hanno dovuto lasciare la propria terra nativa per cercare opportunità di lavoro, di studio all'estero o comunque al nord Italia. E celebra e accoglie, diciamo, questi figli che decidono di tornare a trascorrere le proprie vacanze nella loro amata Porto Empedocle. Ecco, che cosa avete preparato in questi giorni? Ecco, diciamo che Bentornato Emigrato proprio per questi figli ha predisposto una serie di iniziative che vanno a visite guidate dalla città, a mostre fotografiche, serate di musica, momenti di riflessione sul tema dell'emigrazione che coinvolgeranno comunque tutta la comunità empedoclina, oltre che a momenti di svago, di divertimento e di sport dedicati ai più piccoli. Ecco, dunque un calendario ricco in vista anche di questa calda estate qui a Porto Empedocle. Certo, direi che la finalità progettuale di Bentornato Emigrato vuole essere vuole celebrare e vuole creare questo forte, vuole sancire questo forte legame tra la comunità empedoclina e i suoi figli sparsi per il mondo. Quindi per dare questo benvenuto, questo senso di accoglienza e questo senso proprio di radici ben ramificate proprio nella propria città d'origine. Ecco, Rino Ciofalo, diamo qualche indicazione. Le iniziative si terranno in piazza Kennedy? Sì, allora già a partire dal 26, da mercoledì 26 abbiamo questa grande festa, questo spettacolo che è uno spettacolo di benvenuto aperto a tutti quanti, quindi uno spettacolo che si incastonato tra musica, spettacolo, gruppi folcloristici, quindi tradizioni musicali, nonché dei report su Porto Empedocle per far conoscere bene quella che è la propria storia, quelle che sono le proprie radici, attraverso questo report molto bello creato da Salvatore Marullo, oltre a momenti poi di danza, momenti di sfilate di moda e il recital finale di Rino Ciofalo. E poi una chicca, permettimi se lo dico, in occasione di questo progetto Rino Ciofalo, cantautore empedoclino, scrittore e quant'altro, ha scritto e musicato una canzone inno di tutto il progetto che si intitola Marinisi in the World. Quindi in questa prima del 26 di luglio in piazza Kennedy tutti gli amici e tutta la comunità e i nostri immigrati potranno sentire, ascoltare per la prima volta Marinisi in the World. Nuccia Grassonelli è la presidente dell'associazione culturale Madame Gra di Porto Empedocle e anche voi con la vostra associazione avete dato un contributo importante a questa iniziativa Bentornato Emigrante. In che modo? Sì, intanto abbiamo deciso noi come associazione culturale di aderire, ad accogliere quindi l'invito che ci è stato esteso dal direttore Rino Ciofalo. Ovviamente, essendo l'associazione un insieme di reti, di relazioni tra le parti, cerchiamo di contribuire in vario modo. Intanto abbiamo creato una sorta di mostra su Porto Empedocle, sul tempo che fu, insomma, un'esposizione di pupi siculi che esporremo presso la Torre Carlo V al primo piano. Inoltre abbiamo creato una proiezione sempre sulla nostra cittadina marinara che si terrà in piazza Kennedy sempre la sera del 26 luglio. Sono insomma iniziative importanti.
Il termine bentornato migrante, così come ha già detto Rino, tende quindi a rivalutare la persona del migrante. In che senso? Al di là delle varie motivazioni che abbiano spinto un migrante a spostarsi, il nostro obiettivo in questo caso è far rivivere loro un po' ciò che è stato, anche attraverso la degustazione ad esempio di un gelato. In qualunque modo cerchiamo insomma di capire che cosa spinga il migrante a ritornare nella loro terra d'origine, al di là delle difficoltà che si siano incontrate, come dire, gli impatti con la terra di arrivo e poi il desiderio di ritornare in quella di origine. Ecco, diciamo che vogliamo trasmettere queste dimensioni emozionali alla gente. A tal proposito abbiamo dato vita anche ad una sorta di gazebo presso il quale il migrante, volontariamente ovviamente, su base volontaria, potrà un po' come dire, spiegare ciò che la propria esperienza, quello che è stato, come dire, le difficoltà che ha incontrato nella terra, diciamo, di approdo, come ho detto poco fa. E insomma, speriamo di poter coinvolgere un po' tutte le parti interessate. Anche a Enna continuano le commemorazioni relative all'operazione Husky, il ricordo dei caduti in guerra e il racconto dell'entrata in città delle truppe alleate. Le interviste. Oggi abbiamo ricordato l'80° anniversario dello sbarco in Sicilia, dove questi fratelli e amici canadesi sono entrati insieme agli amici statunitensi Enna, liberandolo dall'esercito tedesco. È un evento importante che fa permettere la memoria di questa liberazione. Come amministrazione puntiamo molto a questi eventi per portare le persone al turismo, anche il turismo della memoria, che è importante anche per i nostri concittadini più giovani. Speriamo che con queste iniziative possa essere di volano anche per gli amici e fratelli canadesi e statunitensi che sono presenti all'interno del nostro territorio siciliano. La memoria si ripercuote e diventa operante solo se ci sono delle azioni concrete in cui specialmente i cittadini più giovani riescono a immedesimarsi. Quindi quello che noi vorremmo fare è creare tante occasioni in cui la comunità e tutte le occasioni educative che possono sorgere in città producono questo effetto di cambiamento. Enna fu bombardata, ci furono delle vittime civili e ci furono anche delle vittime militari diciamo incidentali, nel senso che c'era una guarnigione dell'esercito italiano che avevano portato da poco a Enna e quindi non conosceva i luoghi. Durante i bombardamenti scapparono, sfuggirono senza una meta e caddero da un precipizio, simile a questo qua, e ne morirono tantissimi. Si è svolto sabato a Realmonte il premio letterario organizzato da Pascal Schembri, dedicato a Dino Russello, presso la Villa Romana di Realmonte. Le interviste. Pascal Schembri, si è appena conclusa la seconda edizione del premio letterario Scala dei Turchi Dino Russello. Soddisfatto? Molto soddisfatto, è stata una bellissima serata questa seconda edizione con diverse personalità, incominciando dal questore Emanuele Ricifari, il colonnello dei carabinieri Vittorio Stinco, il maresciallo Valenti, il prefetto Filippo Romano, il sindaco Francesco Miccichè, l'architetto Roberto Sciaratta, l'onorevole Lillo Pisano, l'assessore Felice Vaccaro, la sindaca Sabrina Lattuca. Comunque ci sono state diverse personalità e anche molto pubblico, e quindi quest'anno posso ritenermi, l'associazione ed io personalmente possiamo ritenerci molto soddisfatti, e soprattutto che abbiamo un giovane vicepresidente, un giovane laureato in filosofia, Rosario Lonegro, che farà parlare di lui soprattutto l'anno prossimo. Grazie a tutti e alla prossima stagione.
Anche Elio Di Bella tra i premiati del premio letterario Scala dei Turchi Dina Russiello. Sì, è un premio alla carriera, mi è stato detto, e ringrazio moltissimo perché io ritengo questa nuova fase della mia vita, da quando sono in pensione, un po' una seconda parte della mia carriera, perché ho più tempo da dedicare agli studi e infatti sto facendo molte ricerche all'Archivio di Stato e intendo produrre molto, scrivere altri testi per raccontare la stupenda storia di questa nostra bellissima città. Chiaramente per noi è una grande emozione, un grande onore quello di ricevere questo premio, il premio per questo esperimento che ho voluto fare, di scrivere questo libro in memoria di mio padre, e sono particolarmente felice del fatto che la Commissione abbia deciso di intitolare questo premio al libro alla memoria di mio padre, che era il protagonista di questo libro e che sostanzialmente ne è parte integrante. Anche Giovanna Strano tra i premiati del premio letterario Scala dei Turchi Dina Russiello. Cosa rappresenta per lei questo riconoscimento qui a 2 passi dalla Scala dei Turchi? Una bellissima esperienza che mi vede coinvolta ancora una volta a promuovere una delle mie pubblicazioni. La passione per la scrittura mi porta in giro per l'Italia, però stavolta sono con molto piacere qui invitata al vostro premio, dove presento questo libro su Paganini, un libro che nasce a Parma, quindi nato anche dalla collaborazione con l'Associazione dei Concerti, la Società dei Concerti di Parma, quindi un libro che nasce da un editore che pubblica a Parma, arriva qui in Sicilia alla Scala dei Turchi con un premio rivolto al grande musicista, al genio di tutti i tempi, Niccolò Paganini. Grazie per avermi invitata e sono veramente onorata di essere qua. Cosa rappresenta per te ricevere questo premio letterario? Ricevo questo premio con molta gratitudine ed orgoglio nei confronti di Pascal Schebre e della sua bellissima iniziativa della Casa della Poesia, che nel territorio del Real Monte cerca di costituire un cenacolo letterario che trova in questo premio in qualche maniera la sua ricapitolazione attraverso scrittori e artisti che si sono denotati nel panorama locale ma anche nazionale e che ricevono questa sera un attestato di stima grazie anche al giudizio di molti lettori che hanno valutato i libri in concorso. Si passa dalla poesia alla prosa, ad alcuni premi di carriera. Per quanto mi riguarda la felicità giunge in riferimento al mio libro L'isola spettrale, guide immaginifiche e fantasmi di Sicilia, di cui in questi giorni è uscita proprio la 5ª edizione, per cui questo momento rappresenta per me anche un ulteriore momento in cui questo volume si attesta nelle classifiche di vendita nazionale, con particolare riferimento alla Sicilia e al territorio che esso svolge. Il premio, tutti i premi hanno una funzione molto importante perché servono a simboleggiare ed ad evidenziare che esiste un mondo della cultura, esiste un mondo di persone che legge, che sceglie, che fa scelte e che riesce a essere positive in questa società caratterizzata enormemente dall'egoismo. Quindi la cultura nella sua grande dimensione ha una funzione, quella di promuovere l'umanità e di diventare deterrente contro ogni forma di violenza. Io ho scritto un libro sulla vita di Leonardo Sciascia e ho tentato di evidenziare tutto il concetto della vita di Sciascia, ossia nello Stato democratico è necessario rispettare le regole. Tutte le regole, dalle più semplici alle più grandi. In un periodo di grande egoismo rispettare le regole, fare riferimento all'articolo 2 della Costituzione che parla di solidarietà anche di natura sociale e culturale diventa molto difficile. Anche il giovane Andrea Vitello tra i premiati del premio letterario Scala dei Turchi Dina Russiello. Cosa rappresenta per te questo riconoscimento? Beh, sicuramente è uno stimolo ad andare avanti, a continuare a fare ricerche storiche. Io sono un giovane storico di Empoli, ma originario di Racalmuto perché mia madre e mio nonno paterno sono di Racalmuto, da lì il cognome Vitello. Quindi questo premio mi stimola a continuare a studiare, a continuare nel mio impegno di studio e di ricerca storica. Io poi scrivo anche articoli in varie riviste e quindi è una cosa che mi appaga molto questo premio, mi fa molto piacere, sono molto contento di essere qui oggi. Anche lei questa sera riceve un premio alla carriera, cosa rappresenta per lei, cosa vuol dire questo premio, il premio letterario Scala dei Turchi Dina Russiello? Prima di tutto ringrazio l'organizzazione, a tutti di aver dato questo premio. Mi chiamo Luis Salvatore Bellandi, sono d'origine siciliana, ma come vedete non parlo tanto bene l'italiano perché abito a Parigi. Sono nato in Francia, ho fatto tutti gli studi in Francia
e quindi per me ricevere questo premio è un onore, perché i miei genitori erano a Palma di Montechiaro, a una trentina di chilometri di qui, e sono partiti dalla Sicilia per darmi un futuro, un avvenire a me e a miei fratelli. Quindi venire qui, ricevere un premio e rendere omaggio anche ai sacrifici dei miei genitori. Linea alla regia per gli spot pubblicitari. Si è svolto sabato scorso a Licata, nell'atrio del museo, la presentazione del libro del professore Mariano Indelicato, Dal dono ai legami generazionali. Diversi e qualificati gli interventi, tra cui quello del sociologo Francesco Pira, autore della prefazione. Che in pochi istanti è difficile, ma vogliamo provare a sintetizzare i contenuti del libro. Allora, il contenuto del libro, dobbiamo parlare del dono e il dono come legame generazionale. Il dono è l'equivalente simbolico che ci permette di fare legame con l'altro. Noi anche quando andiamo in visita a una persona portiamo qualcosa in dono, e il donare, questo l'atto del dono si inserisce all'interno di un triangolo che possiamo denominare come un triangolo sacro, perché il donare si coniuga con il ricevere, si coniuga con il ricambiare. Ognuno di noi che riceve un dono si sente in dovere di dover ricambiare. Il dono più grande che abbiamo sul piano dei legami è il dono della vita. Io dono la vita nella speranza e nella fiducia che tu donerai la vita, e questo permette da un lato la conservazione della specie, dall'altro lato permette all'uomo di avere una sorta di immortalità, perché attraverso la generatività, attraverso i figli, chiaramente io riesco a conservare il mio nome. Quindi dobbiamo anche tenere conto che ci sono i legami generazionali, cioè ciò che lega le passate generazioni con le generazioni attuali. Paola Pisciotta, l'AIDO affronta ogni giorno il tema del dono a livello regionale, ovviamente per quanto ti compete, ma ci sono tante iniziative belle come questa di stasera a Licata. Felici di poter parlare del dono come reciprocità, sussidiarietà, che si coniuga con i legami generazionali, in quanto il dono scaturisce nel ricevente con una nuova vita e moltiplica la vita, per cui la complessità del dono non va vista soltanto come una nuova vita che si genera, ma come vita che genera altre vite, e questa è la moltiplicazione del dono. Vera Cantavenera, per l'AIDO il dono è la cosa più importante che c'è. Sì, è un atto di generosità e di amore che stasera sarà discusso e affrontato sotto altre tematiche da un punto di vista psicologico e familiare, quindi non solo il dono più grande e generoso che ogni madre può fare, il dono di regalare un'altra vita, ma anche altro, e seguiremo l'autore per questo. Grazie. Vai. Francesco Pira, un gran bel tema quello che si affronta questa sera nel corso della presentazione del libro. Ecco, il dono, oggi che sono cambiate le relazioni sociali, hanno modificato completamente il nostro modo di essere. Siamo portati in questa società liquida ad avere le cosiddette comunità guardaroba, ci scegliamo le persone con cui ci vogliamo relazionare e poi le cambiamo quando è finito il nostro interesse. E invece nel libro si pone una questione valoriale che esalta l'opposto, cioè la possibilità di donarsi e di donare e di capire quello che significa donarsi. Un fine settimana dalle temperature altissime, quello che sta attanagliando la nostra isola, con incendi in tutta la Sicilia, dovuti sia al caldo che ai piromani. E distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce le reti elettriche di media e bassa tensione, informa che è in corso il rafforzamento del contingente già inviato in Sicilia, composto da 420 tecnici, di cui 200 di imprese terze, a cui si è aggiunta oggi una task force composta da 40 risorse di e-distribuzione e ulteriori 110 risorse da imprese esterne, per un totale di 570 risorse messe in campo. Inoltre è previsto l'arrivo di 20 gruppi elettrogeni e ulteriori 4 power station di grande potenza che si affiancheranno alle 5 power station e 40 gruppi elettrogeni già presenti, con l'obiettivo di mitigare l'effetto della eccezionale ondata di calore in atto in Sicilia ed in particolare nella zona di Catania. Tutti gli interventi sono realizzati in costante coordinamento con le istituzioni locali, le prefetture e la protezione civile regionale.
E allarme caldo in tutta la Sicilia, non solo incendi, un altro dei grandi rischi è dato dai blackout che si ripetono e che hanno causato anche 12 ore senza elettricità a Siracusa e interruzione dell'erogazione idrica a Catania. Il presidente della regione Renato Schifani si è messo in contatto con l'amministratore delegato di Enel Distribuzione Vincenzo Ranieri. Il governatore dell'isola ha chiesto un impegno straordinario di Enel per risolvere l'emergenza creata dalle centinaia di guasti alla rete elettrica causate dall'eccezionale ondata di calore e dai sovraccarichi degli impianti di condizionamento. Il presidente Schifani è stato tenuto costantemente informato della situazione dal capo della protezione civile regionale Salvo Cocina, che ha anche interessato da giorni la protezione civile nazionale. Lo scenario delle ondate di calore e del rischio di altri blackout, scrive in una nota Palazzo d'Orléans, con conseguenti interruzioni anche di servizi essenziali quali l'erogazione idrica, continuerà a persistere e pertanto anche in ottica precauzionale la protezione civile della regione, vista la grave situazione rappresentata dai sindaci, dalle aziende ospedaliere e dalle aziende del servizio idrico e di trasporto, ritiene necessario l'intervento immediato di ogni risorsa sovraregionale. Un fine settimana rovente nel vero senso della parola, quello appena trascorso in Sicilia. Roghi sono divampati in quasi tutta l'isola, in particolare nelle province di Agrigento, Caltanissette e nella Sicilia sud-orientale. Anche nel siracusano e nel ragusano in alcuni casi è stato richiesto l'intervento aereo. A Caltanissette, in contrada Xiboli, sono stati impiegati un Canadair e 3 elicotteri della flotta regionale. Nel Nisseno, interessati dalle fiamme, Mazzarino, Mussomeli, Niscemi e Sera di Falco. Ad Agrigento Ravanusa, Realmonte e Ribera. A Ragusa, incendi in contrada Bussello nel comune di Vittoria. Nella provincia di Siracusa, a Francofonte del Vallone e Lavina sono stati impegnati un Canadair e un elicottero. Nelle province di Catania, Roghi, a Zafferana Etnea, Caltagirone, San Michele di Ganzaria, Sant'Alfio e Randazzo. Voglio ringraziare pubblicamente tutti gli uomini e le donne del Corpo Forestale della Regione Siciliana che in questi giorni di caldo estremo, con senso del dovere, si prodigano con ogni mezzo per prevenire e far fronte agli incendi che colpiscono la nostra isola. Grazie per quello che fate. Così sui social il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha ringraziato il personale del Corpo Forestale impegnato sul fronte antincendio nell'isola. Come stanno andando i saldi estivi? Qual è il bilancio da fare fino ad oggi? Sentiamo il servizio in merito. Saldi estivi, già la seconda settimana, quella che stiamo vivendo, di super sconti ed affari. E non mancano da arrivare le prime stime su come sta andando questa stagione estiva 2023. Federconsumatori Palermo, oltre a stimare il volume di affari di questa stagione e a non condividere la scelta della data decisa per l'avvio degli sconti, mette in guardia gli acquirenti con un decalogo per evitare i raggiri. Quest'anno infatti i saldi non sono partiti il primo sabato del mese di luglio come è sempre stato negli anni passati, così dice Pino Lobello, presidente di Federconsumatori Palermo. Lo slittamento di qualche giorno è stato infatti dovuto alla Commissione Sviluppo Economico che ha deciso di ritardarne l'avvio giusto di un po', accogliendo così le richieste delle associazioni nazionali di categoria per il ritardo dell'arrivo dell'estate, una data che ha fortemente però scontentato, a quanto pare, commercianti e non solo. Probabilmente anche consumatori ormai abituati a dedicare il primo fine settimana di luglio allo shopping. I prezzi di alimenti ed energia, la depressione economica e il calo del potere di acquisto delle famiglie non determineranno però folle e code oceaniche, ma il siciliano medio non rinuncerà comunque del tutto a fare i suoi acquisti. Le proiezioni di Federconsumatori prevedono mediamente una spesa di 180 euro a famiglia per le vendite scontate. Il 48% delle famiglie fruirà delle vendite in saldo, ovvero 124.900 a Palermo, 236.500 nell'intera provincia. Il giro di affari sarà di circa 22,5 milioni di euro nella sola Palermo e di circa 42,6 milioni di euro per l'intera provincia. La raccomandazione più importante sui saldi rimane quella di verificare il prezzo del prodotto che si intende acquistare.
anche fotografando con il cellulare per avere una prova certa del prezzo originario. Solo in questo modo sarà possibile valutare la reale convenienza dell'acquisto. Non fermarsi mai davanti alla prima vetrina, confrontare prezzi e in ogni caso orientarsi verso beni o prodotti che servano veramente. Diffidare dalle vetrine tappezzate, dai manifesti o che reclamizzano sconti eccessivi pari o superiori al 60%. I saldi possono non interessare necessariamente tutta la merce del negozio, quella a saldo però deve essere tenuta separata e ben individuabile rispetto a quella a prezzo pieno. Attenzione poi alla presenza delle etichette, quella di origine permette di risalire al produttore, quella di contenuto garantisce la composizione del prodotto, quella di manutenzione informa sulle modalità di lavaggio per evitare rischi. Occhio al cartellino del prezzo. Su ogni prodotto deve essere indicato obbligatoriamente ed in modo chiaro e leggibile il vecchio prezzo, quello nuovo e il valore in percentuale dello sconto. Non esiste l'obbligo di fare provare capi. Il nostro consiglio è comunque, dicono da Federconsumatori, quello di diffidare dall'acquisto di capi di abbigliamento che non si possono provare. Dal 1 luglio dello scorso anno sono anche scattate le sanzioni per esercenti e o professionisti che non permettono i pagamenti tramite POS. Conservare sempre lo scontrino quale prova di acquisto sarà preziosa in caso di merce fallata o non conforme, in quanto obbliga il commerciante alla sostituzione o al rimborso di quanto pagato. Per gli acquisti online è consigliabile acquistare presso siti conosciuti e prestare molta attenzione alle condizioni di vendita, condizioni di pagamento, modalità e costo di spedizione, modalità e costo del reso. Problemi o bufale devono comunque essere subito denunciati agli organi competenti. Continua il braccio di ferro verso la futura convenzione tra l'ospedale di Sant'Agata di Militello e l'ASP e quello Giglio. Sentiamo in merito Bernadette Grasso. Il tema di questi giorni sui Nebrodi è quello della sanità, del futuro dell'ospedale di Sant'Agata Militello. Si è parlato di questa convenzione con l'ospedale Giglio, con la Fondazione Giglio. Qual è il suo punto di vista? Noi negli anni abbiamo subito un depotenziamento dell'ospedale di Sant'Agata di Militello, ma oggi da qualche anno questo depotenziamento non è solo per l'ospedale di Sant'Agata di Militello, ma ahimè è per tutti gli ospedali della provincia. Io abito in questo territorio e quindi oggi parliamo dell'ospedale di Sant'Agata di Militello, ma in situazioni non analoghe, ma insistono anche altri ospedali. Sant'Agata di Militello stava per chiudere, è inutile nasconderlo. Noi da 6 mesi non avevamo più l'ospedale, avevamo degli ambulatori, quindi se un cittadino, un utente aveva la necessità di essere, per avere subito una frattura, di essere operato, il dramma era arrivare a Sant'Agata di Militello e per i medici, professionisti competenti, lavoratori integerrimi, professionisti che ci mettono cuore, anima e passione, ma numericamente pochi, dovevano non solo prima medicare ma poi telefonare e cercare la struttura dove ricoverare il paziente. Vi dico che si era arrivati al punto che non c'erano più le ambulanze perché era diventato uno smistamento. Io credo che tanto senso di responsabilità per garantire la continuità assistenziale e per dare ai cittadini dei Nebrodi la possibilità di essere curati un territorio di 100.000 abitanti in un'emergenza nell'ospedale di riferimento, appunto, che non è l'ospedale di Sant'Agata di Militello ma che è un ospedale dei Nebrodi, perché afferisce e serve un territorio vastissimo, non c'era altra soluzione. Quindi in maniera sperimentale sono stata promotrice, ho seguito questa opportunità che poteva essere data a Sant'Agata di Militello di una collaborazione con il Giglio. Il Giglio non è una struttura privata, il Giglio gode di finanziamenti pubblici e diciamo che la personalità, la forma giuridica è una forma privata, ma è una struttura pubblica, quindi la collaborazione non significa sostituirsi ai professionisti, ma significa collaborare con i professionisti di Sant'Agata di Militello, supportarli, e per i cittadini dei Nebrodi significa una grande opportunità perché vengono assicurati dei servizi aggiuntivi, l'urologia, la chirurgia, ci sarà un rapporto di collaborazione con la cardiologia perché i turni non si riuscivano più a fare, e poi con l'ortopedia.
ortopedia, e quindi già oggi diceva il direttore generale che 6 ortopedici hanno dato la disponibilità per venire a Sant'Agata di Militello, quindi l'obiettivo che io da sindaco ma da parlamentare, difendendo l'ospedale di Militello sempre e comunque e senza appartenenza politica, mi ero posta e mi pongo anche dal punto di vista e come dovere, quello di assicurare, di garantire ai cittadini nebroidei di poter accedere all'ospedale e di poter essere curati o operati all'ospedale di Sant'Agata di Militello. Ecco. Alcune sigle sindacali, anche la minoranza di Sant'Agata di Militello, però è contro questa decisione, si chiede un consiglio comunale aperto, ecco, quali saranno gli sviluppi? Guardi, io le valutazioni dell'opposizione di Sant'Agata di Militello non lo sono, quindi non le posso rispondere, ma si risponderà il sindaco e il consiglio comunale. Alle sigle sindacali invece mi piace dire, io sono stata accanto ai sindacati in tante battaglie, che oggi l'ospedale di Sant'Agata di Militello non aveva alcuna possibilità, e i sindacati sanno, quando noi parliamo rilanciamo l'ospedale e siamo tutti d'accordo per rilanciare l'ospedale, io credo che questa sia un'opportunità di rilancio per l'ospedale, perché l'altra opportunità era la chiusura. Ottimo il riscontro avuto a Porto Empedocle del saggio spettacolo degli allievi della cantante lirica Giulia Letto, che si è svolto lo scorso sabato a Porto Empedocle in piazza Kennedy nell'ambito delle manifestazioni estive del comune empedoclino organizzata dall'associazione Vissi d'Arte, cui ha partecipato anche il maestro Sandro Vicari. Abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene, sai, ma tanto bene, sai. Sei il sangue di Venezia, vivere luci in mezzo al mare, pensare a tornare in America, ma era possibile rimpare e la bianca scia d'un'elica. Senti il dolore della musica, sei il suono del piano forte. Quando vedo la luna scendere dalla luna, mi sembra di averci anche la morte. Guardo negli occhi la ragazza, negli occhi verdi come il mare. Poi improvviso esce una lacrima e mi promette di appagare.
Questo è tutto per l'edizione odierna di TV Notizie, vi diamo appuntamento alle prossime edizioni augurandovi una buona serata.